Buongiorno, le principali notizie. A Niscemi sono arrivati i soldati per rendere accessibili le strade e le aree rurali. La frana, nonostante la pioggia della notte, non avanza. Vi raccontiamo la disperazione di chi svuota la casa inagibile. Perdere la casa e perdere la dignità, dicono. Sono ancora 1300 gli sfollati. La frana di Niscemi, stop del governo a mutui e tasse, si pensa anche agli ammortizzatori per le aziende. Il ministro Musumeci propone un'indagine amministrativa per verificare perché non si è fatto nulla per evitare i disastri di questi 50 anni. Dalla solidarietà alle scelte operative, Gela si fa avanti, assistenza immediata, strutture disponibili e persino aree per una possibile ricostruzione delle case di Niscemi. Catania, al ciclone Harry ha distrutto lidi e strutture balneari, il grido d'aiuto degli operatori del settore, agevolare ripartenza e investimenti. E giallo sul ritrovamento di 3 cacciatori uccisi a fucilate nel bosco di Montagna Reale nel Messinese, si indaga per omicidio-suicidio. Calcio, campo e mercato per il Palermo che domani giocherà al San Nicola contro il Bari, si allontana Matteo Tramoni, il Pisa adesso lo ritiene incedibile. Calcio, domani il Catania parte per Potenza dove sabato giocherà con il Sorrento toscano a più abbondanza dopo il mercato e può variare gli uomini ma a punti fermi importanti. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Come sapete, ormai da giorni stiamo seguendo l'evolversi della situazione a Niscemi. Per noi oggi c'è Lorena Dolci, a te la linea. Sì, Giussi, questa è la quarta notte che gli sfollati di Niscemi passano fuori casa. Sono quelli che abitavano in queste case ormai diventate fantasma, le vedete, che ricadono nella zona rossa. Noi siamo proprio al margine della zona rossa, transennata da queste transenne. Guardate, proprio a 150 metri da qua c'è il precipizio, quello squarcio lungo 4 chilometri che è la frana che ha cambiato per sempre la vita di questo paese. Quello che vedete lì è il pinnacolo della vecchia chiesa che sorgeva lì e che poi è stata demolita dopo una precedente frana. Un paese che cerca di tornare a un lento ritorno alla normalità, intanto dalle piccole cose, per esempio sta tornando la luce e il gas, perché centinaia di utenze 2007 erano rimaste staccate, e poi soprattutto una normalità che passa dalla riapertura delle scuole che è stata programmata per lunedì. Intanto ora vedete è tornato il sole, ma stanotte ha piovuto tanto ed è una pioggia che fa paura perché poteva inzuppare anche la frana. Il direttore dei Vigili del Fuoco di Caltanissette, che è qui con noi, Francesco Turco, invece ha fatto un sopralluogo stamattina che un po' ha rassicurato i cittadini. Sì, diciamo che insieme ai tecnici della protezione civile del Dipartimento abbiamo fatto questo sopralluogo, a dire il vero hanno fatto loro e noi li abbiamo raggiunti sulla scorta di alcuni rumori che avevano allarmato un po' i cittadini, però si è visto che non ci sono delle nuove situazioni, quindi non c'è un'evoluzione. Il crollo, il rumore sicuramente sarà stato dovuto a dei calcinacci che comunque in bilico sono caduti dalle strutture già pericolanti. Stanotte la frana non è avanzata. In questo momento non ci sono segnali che la frana abbia avuto una continuità. Naturalmente è sempre una frana che fa paura perché è una frana viva, ancora in movimento, e la collina, hanno detto gli esperti, continua a scivolare. L'altra novità è che oggi è arrivato l'esercito, i ingegneri della brigata Aosta, che si stanno impegnando a ripristinare la viabilità, perché Niscemi è anche un paese che è rimasto isolato non solo dalla frana del 26 gennaio scorso, ma anche da quella precedente che era caduta su 2 strade provinciali, la numero 10 e la 12, isolando appunto di fatto questo paese. Stanno al lavoro per creare uno stand-by e anche per trasformare le strade agricole in strade praticabili. C'è un'inchiesta della Procura di Gela che dovrà chiarire se ci sono state omissioni, mancate bonifiche in questi 30 anni dall'ultima frana del 97. Intanto giorno per giorno continua questa triste processione degli abitanti che vogliono andare
nelle proprie case a prendere i propri oggetti personali, e questo sono importantissimi l'aiuto dei vigili del fuoco, perché voi li dovete accompagnare. Sì, noi facciamo assistenza alla popolazione per permettere loro di recuperare gli effetti personali, che poi sono anche degli affetti. In alcune delle situazioni le persone che sono state già, come dire, hanno ricevuto un danno psicologico, perché fuori di casa, bene o male, con il contatto con i propri affetti personali può sentirsi un pochino meno il peso di questa, diciamo, tragedia. Ecco, allora sentiamo subito la testimonianza di una famiglia che abbiamo incontrato stamattina proprio mentre stava prelevando alcune cose da una delle abitazioni che ricade nella zona rossa. Il servizio. Questa famiglia ha lasciato anche un cartello: siamo sfollati, il contatto, per mettersi in contatto. State svuotando quello che potete? Stiamo prendendo le ultime cose prima che chiudano definitivamente la zona e non ci facciano più entrare a casa, tutti i ricordi di una vita. Buongiorno, avete impacchettato un po' tutto, sì. State lasciando? Come vede, non è una cosa che non si vede, stiamo cercando di prendere almeno le cose più veramente di prima necessità. Siamo un po' accampati e giustamente questa è la situazione. Dove siete andati a stare? Dove vivete? Adesso proprio provvisoriamente in campagna, ma penso che si cercherà un'altra soluzione, perché ancora c'è anche mia mamma, e quindi siamo in 5 e siamo un attimino ancora accampati, però stiamo cercando di reagire, perché siamo veramente senza veramente sangue nelle vene. Questa era la sua casa, signora? Questa è la mia casa, sì. Purtroppo, signora, come vede, ci ha detto mia figlia che siamo in pessime condizioni. Forse è quella a cui costa di più lasciare questa casa? Certo, e logicamente, signora, questa è stata la casa che ci abbiamo fatto con i nostri sacrifici, quindi... Che cosa sta portando lei? Ma è il necessario, signora, perché in una casa abbiamo tante cose. Il necessario è l'inverno, stiamo portando cappotte, cappottini, maglie... Qualche ricordo? Qualche ricordo, sì, delle fotografie stiamo prendendo. Ma lei spera di tornare presto qua? Io penso di tornare, signora. Lei che pensa che non le piace più tornare a casa sua? Siamo tutti così, perché siamo affezionati alle nostre case, alle nostre piccole cose che ci abbiamo fatto. La cosa che noi abbiamo perso la nostra identità, perché perdere una casa non è una cosa qualsiasi, non è una cosa normale. Ecco, perdere la casa significa perdere tutto. E fanno parte degli affetti, sono proprio famiglia, anche gli animali domestici, i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto tanti cani e gatti salvati nelle loro gabbiette, ma addirittura stamattina abbiamo assistito al salvataggio di un intero allevamento di cavalli che era rimasto bloccato nella collina, non potevano percorrere il terreno perché era proprio friabile, franoso. Allora sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile per segnare un sentiero di terra battuta e consentirgli così di ripercorrere. C'era uno stallone, Chanel, cavalli tutti molto nervosi perché avvertono la paura di questi fenomeni naturali così gravi, ma alla fine anche loro sono stati messi in salvo. Da Niscemi è tutto, a voi la linea. Bene, grazie a Lorena Dolci per questo dettagliato report di quello che sta accadendo a Niscemi, e ovviamente cerca di affrontare anche l'emergenza, così arriva uno stop a mutui e tasse appunto per Niscemi. La proposta arriva oggi in Consiglio dei Ministri, l'esecutivo delibererà anche ammortizzatori sociali e aiuti alle imprese, ma vuole capire anche perché non si è fatto nulla per evitare il disastro dopo la frana del 1997. Sentiamo Manlio Viola. Una indagine amministrativa per capire perché a Niscemi non si sia fatto nulla per evitare che la frana divenisse così devastante. La propone il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che nel frattempo si difende dalle accuse di non essere intervenuto quando era presidente della regione. Fu il comune di Niscemi a non chiedere mai nulla alla regione, dice. L'amministrazione non avrebbe neanche partecipato ai bandi per la messa in sicurezza del territorio. Per questo motivo, secondo Musumeci, nel PNRR non furono destinate somme alla frana di Niscemi. Ma il sindaco di Niscemi
Niscemi nega questa circostanza, racconta di aver sempre richiesto i fondi, quelli della fase 2 e 3 per contrastare la frana, deliberati nel 1997 dallo Stato italiano, 4 milioni di euro in tutti, sarebbero arrivati solo a dicembre del 2025, dice il primo cittadino Conti. Polemiche a parte, oggi il Consiglio dei Ministri vara i primi provvedimenti per Niscemi, stop alle rate dei mutui bancari e ogni altra obbligazione, cassa integrazione straordinaria, ammortizzatori sociali ed estensione dei contributi per le imprese coinvolte nella vicenda e che attualmente sono inattive. Rinviate invece la delibera sul ponte sullo Stretto, che non sarà trattata oggi ma solo per motivi di opportunità. Intanto si attende un'indagine tecnica per capire come si comporterà la frana nei prossimi giorni, mesi e anni, visto il rischio che la zona rossa debba ulteriormente allargarsi fino a 300 metri già la prossima settimana. Per trovare i fondi per le due catastrofi, frana e ciclone in Sicilia, si pensa a una parziale rimodulazione dei fondi FSC e oggi la Giunta Schifani emana i decreti attuativi della legge regionale approvata 2 giorni fa e poi si conta sul fondo Restore della Comunità Europea con la Commissione che conferma attenzione ai fatti del Sud Italia. Oggi firmo il decreto per istituire una commissione di studio e per capire dal punto di vista amministrativo che cosa è accaduto dopo il 1997, perché allora non si è proceduto a tentare di mettere in sicurezza con interventi opportuni questo processo, lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Dalla solidarietà alle scelte operative anche in questi casi, in queste emergenze. Gela infatti si va avanti e assicura un'assistenza immediata, strutture disponibili e persino aree per una possibile ricostruzione. Gela Italia. Non solo una solidarietà di facciata, ieri mattina l'amministrazione comunale di Gela guidata dal sindaco Terenziano Di Stefano insieme all'assessore Valeria Caci ha preso parte al centro operativo attivato in municipio Niscemi, trasformare l'emergenza in un piano di intervento concreto. Dal tavolo arrivano proposte precise. Nell'immediato il comune di Gela mette sul piatto la disponibilità di immobili confiscati alla mafia e di strutture di housing sociale presenti sul proprio territorio, spazi che potrebbero diventare punto di appoggio per le famiglie niscemesi colpite dagli effetti della frana. Sul fronte politico-istituzionale il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, dopo l'incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, guarda già oltre la fase critica. L'idea è quella di pensare a una Niscemi da rifondare, non solo da mettere in sicurezza. Ed in questo scenario che si inserisce la proposta più ambiziosa. L'amministrazione gelese si è detta disponibile a cedere aree rurali al confine tra Gela e Niscemi per un'eventuale ricostruzione. Un'ipotesi che secondo i tecnici potrebbe avere tempi di realizzazione relativamente rapidi. Tecnicamente servono le delibere di consiglio comunale di entrambi i consigli comunali e poi una delibera del governo regionale. Capite bene che proprio il tempo materiale, qualora ovviamente questa proposta venisse accettata, il tempo materiale di produrre gli atti e andare, ma veramente si correrebbe e si lavorerebbe anche di notte. Di Stefano sottolinea il fatto che Gela è pronta a qualsiasi forma d'aiuto per la popolazione niscemese e chiarisce che l'eventuale passaggio dei terreni avverrebbe attraverso un vero e proprio atto di donazione, nel pieno rispetto dell'identità e dell'autonomia di Niscemi. Non mettere a disposizione i terreni che rimarrebbero nel territorio di Gela, ma darli proprio a Niscemi, perché capiamo benissimo che l'identità niscemese deve rimanere. Un segnale politico forte che apre a nuovi scenari. Mentre l'emergenza è ancora in corso, sul tavolo non c'è solo l'assistenza, ma l'idea di una ricostruzione condivisa e il territorio prova a fare squadra. Da un'emergenza all'altra, perché a Catania il ciclone Harry ha distrutto lidi e strutture balneari e così sale il grido d'aiuto degli operatori del settore che dicono rinviare la legge Bolkestein per agevolare ripartenze e investimenti. Interlocuzioni continue del sindacato proprio dei balneari con la regione siciliana. Tonino De Mana. Il ciclone Harry ha lasciato i balneari in un mare di guai e da Catania si leva alto il grido degli operatori del settore. Intere strutture sono state devastate ed ora serviranno aiuti straordinari per rimettersi in sesto e soprattutto bisognerà fronteggiare uno degli scogli più temibili, la burocrazia. Ad aggravare la situazione c'è l'incertezza sulla legge Bolkestein, secondo cui le concessioni demaniali in scadenza dovranno essere assegnate tramite gare pubbliche accessibili a tutti. Sull'argomento arriva la richiesta del presidente nazionale SIB-FIPE Antonio
Antonio Capacchione. Che senza certezza sulla durata del titolo concessorio e quindi sulla Bolkestein la ricostruzione è impossibile. Senza la durata delle concessioni demaniali non possiamo stipulare mutui, non possiamo neanche pensare di investire. Sono continue le interlocuzioni con la regione siciliana, che ha già accolto i punti richiesti dal SIB: esenzione canone 2026, semplificazione delle autorizzazioni per esecuzione dei lavori, ribascimento e interventi di protezione delle coste e risorse immediate per iniziare subito i lavori. Altre richieste dovranno essere discusse, su tutti l'abbattimento dei tributi locali, Tari ed IMU, ed il recupero dei fondi da PNRR. Il tempo stringe. Che stagione si prevede alla Playa? Uguale a tutta quella degli altri anni. Ci sono lidi che sono stati assolutamente devastati, ma grazie all'impegno delle nostre amministrazioni ci hanno garantito che ci porteranno ad avere la stagione aperta. La corsa contro il tempo è già iniziata. È giallo sul ritrovamento di 3 cacciatori uccisi a fucilate nel bosco di Montagna Reale. Siamo nel Messinese, si indaga anche per omicidio-suicidio. Francesco Triolo. Qui tra i boschi di Montagna Reale al lavoro anche questa mattina gli uomini del RIS sono arrivati intorno alle 11:30 per analizzare la scena del crimine. È sempre un giallo il ritrovamento dei cadaveri di Denis Pino, 26 anni, Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pierniceto, e il dell'82enne di Librizia, Antonio Gatani, avvenuto ieri pomeriggio. Tutti e 3 i corpi a pancia in su e tutti e 3 avevano un fucile da caccia. Le ferite sarebbero compatibili con armi da caccia e da un primo esame esterno eseguito all'ospedale Papardo di Messina si è accertato che uno era stato raggiunto da 2 colpi, gli altri 2 da un colpo solo. In procura a Patti c'è il massimo riserva. A coordinare le indagini il procuratore capo Angelo Cavallo con la sostituta Roberta Ampolo. Si scava nei rapporti tra i 3, tutti incensurati e nelle loro vite private. Non è escluso che a sparare sia stata una quarta persona. Sarebbe marginale al momento la pista dell'omicidio-suicidio. Se ne saprà di più dopo i risultati delle analisi proprio del RIS e dopo l'esito della prima osservazione fatta dal medico legale Giovanni Andò, che procederà poi all'autopsia. Intanto i magistrati e i carabinieri stanno sentendo parenti e amici. Almeno una decina sarebbero state le persone già interrogate. Ci fermiamo, una breve pausa, poi andremo allo Zen a Palermo, nuovo blitz dei carabinieri antispaccio. Il Tribunale di Enna ha ammesso Antonio Messina, che ha denunciato gli abusi subiti, come parte civile nel processo per falsa testimonianza a carico del vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e del vicario Vincenzo Murgano. Escluse famiglie e associazioni, il processo si celebrerà con rito abbreviato il 12 marzo. Nuovo blitz dei carabinieri allo Zen di Palermo, 8 le perquisizioni domiciliari, 5 gli arresti, tra questi un'intera famiglia che si dedicava allo spaccio di stupefacenti, decine le pattuglie impegnate, oltre che l'ausilio del nucleo elicotteri. Desiree Ferlito. C'è un intero nucleo familiare tra gli arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti nel corso di un'operazione coordinata dai carabinieri allo Zen 2 di Palermo, il cuore del quartiere. Padre, madre e 2 figli, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, tutti impegnati nella proficua attività di famiglia. A insospettire i militari è stato il gesto repentino di una mano che, osservata da un carabiniere appostato sul retro dell'abitazione, ha lanciato dalla finestra un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. I militari hanno atteso a lungo prima che la porta venisse aperta. La famiglia si è mostrata poco collaborativa, ma gli accertamenti avrebbero confermato i sospetti degli investigatori. Continua la pressione sulla criminalità e il controllo da parte delle forze dell'ordine nel quartiere, troppo spesso teatro di violenza, criminalità e sangue. Anche il nucleo elicotteri e decine di pattuglie impegnati nel nuovo blitz dei carabinieri. 8 le perquisizioni domiciliari, 5 gli arresti in totale. All'interno dell'abitazione di un 31enne già noto alle forze dell'ordine, i militari hanno sequestrato oltre 50 dosi di hashish, pronte per essere immesse sul mercato. Nel corso del blitz è scattata anche una denuncia per detenzione di un'arma a salve modificata, rinvenuta con 26 bozzoli. Inoltre sono stati sequestrati 2 fucili da soft air che verranno inviati ai RIS di Messina per accertamenti tecnici.
A Catania è prevista nel pomeriggio la riapertura al traffico del lungomare da Piazza Nettuno a quella di Mancini Battaglia, ma con una novità: la carreggiata lato mare sarà interessata dall'inizio dei lavori di rigenerazione che porteranno all'abbattimento del ponte di Ognina. Nel corso della mattinata è stata predisposta anche la segnaletica con un nuovo piano di circolazione che vedrà le uniche 2 corsie rimanenti a senso unico in direzione Ognina. Adesso a riposto, siamo sempre nel catanese, i carabinieri hanno sequestrato un canile con 15 pastori tedeschi tenuti in pessime condizioni e sottoposti a gravi sofferenze. Il titolare, risultato anche privo della segnalazione certificata di inizio attività e del nulla osta igienico-sanitario, è stato denunciato per maltrattamenti di animali. Quest'anno a Catania sarà assegnata la Candelora d'Oro a Giovanni Cultrera di Montesano, sovrintendente del Teatro Massimo Bellini. Il riconoscimento del Comune rientra nelle iniziative per i festeggiamenti di Sant'Agata. E restiamo in argomento perché oggi ci sarà una puntata speciale di Sicilia 24 Focus. Dopo il nostro telegiornale, Roberta Lunghi con Angelo Gagliano condurranno Aspettando devoti tutti. A pochi giorni dall'inizio della nostra maratona televisiva dedicata alla festa di Sant'Agata rivivremo le immagini più belle dell'edizione 2025 con ospiti e collegamenti. In studio anche il presidente del comitato dei festeggiamenti agatini, Carmelo Grasso, è in collegamento tra gli altri il sindaco trantino e la direttrice della redazione di RTL 102.5, Ivana Faccioli. L'appuntamento dunque alle 14.30 su Telecolor in streaming sull'app Sicilia Web. I vostri messaggi al 342 74 55005. Breve pausa e poi la pagina dello sport con il calcio e gli impegni di Palermo e Catania. Per il calcio, campo e mercato per il Palermo che domani giocherà al San Nicola contro il Bari. Si allontana Matteo Tramoni, il Pisa adesso lo ritiene incedibile. Marco Gullà. È vigilia di campionato. Il Palermo infatti domani giocherà al San Nicola contro il Bari, ma sono ore decisive anche per il calciomercato. Nonostante un pressing costante del club rosanero e un'offerta economica di rilievo, circa 6 milioni di euro, il Pisa ha alzato il muro per Matteo Tramoni. Il club nerazzurro avrebbe infatti deciso di togliere il giocatore dal mercato, considerandolo un pilastro inamovibile del proprio progetto tecnico. Fallito l'assalto a Tramoni, il baricentro delle trattative si è immediatamente spostato verso Cremona. L'obiettivo numero 1 è ora Dennis Jonsen, un profilo che la dirigenza ritiene funzionale e soprattutto più sostenibile dal punto di vista economico. Piace anche ad Inzaghi. Sullo sfondo rimangono vive altre piste come quella per Dani Mota del Monza e Pierini del Sassuolo. In vista del match di domani a Bari, consueti dubbi di formazione per Inzaghi, che sembra orientato ad accantonare l'esperimento dello spostamento di Segre sulla tre quarti. I ballottaggi aperti sono 2, uno in difesa tra Bresischi e Peda per il ruolo di braccetto di destra e uno sulla tre quarti tra Vasic e Leduaron per il posto da affiancare a Palumbo alle spalle di Poyampalo. Domani fischio d'inizio alle 20:30. Il Catania domani parte per Potenza, dove sabato giocherà con il Sorrento. Toscano ha più abbondanza dopo il mercato e può variare gli uomini, ma punti fermi importanti. Marco Carli. Altra tappa del cammino, tutte importanti per dirla con Toscano. A Potenza col Sorrento. Il Catania parte venerdì mattina, sabato alle 14:30 la partita. I rossazzurri sono reduci da 2 grandi iniezioni di fiducia, la vittoria di Monopoli che ha dato convinzione per le gare in trasferta e il dominio col Cosenza che ha ribadito l'infallibilità interna dei rossazzurri al Massimino. A proposito, l'unico pareggio casalingo è stato proprio con il Sorrento, prossimo avversario. È stata la squadra che ha pareggiato a Benevento, quindi ci vuole il miglior Catania sabato a Sorrento. Dobbiamo dare continuità ai risultati in trasferta dopo la vittoria di Monopoli, perché oggi il nostro percorso dice che in casa ci possiamo rimproverare poche cose, fuori casa qualcosa potevamo fare in più.
Senza Casasola squalificato, sono Raimo e Ponsi le alternative. In difesa Carnelutti e Ierardi si candidano come braccetto e contendono il posto ad Allegretto, che ha fatto bene. Sicuro, in mezzo Miceli. A centrocampo ballottaggio fra Corbari e Di Noia, in attacco solita abbondanza con Forte che scalpita per tornare in campo. Dopo il Sorrento riposo perché non si gioca a Catania-Trapani, una data che i rossazzurri accoglierebbero con favore per il recupero è quella del 18 febbraio. Fra le sfide di Siracusa e con il Giuliano. Si vedrà. Intanto c'è la prossima tappa, quella di sabato al Viviani. Una squadra forte e noi lo siamo, perché l'abbiamo dimostrato. Prepara le partite, affronta le partite tutte alla stessa maniera. Oggi che il campionato è entrato nel vivo, devi essere ancora più dentro questo concetto. È tutto per questa edizione, alla prossima alle 19. Grazie per l'ascolto e buona giornata.